La terza giornata di votazione all'Ars sulla finanziaria ha delineato un quadro politico che vede un centrodestra in tilt e un governo KO, tanto che Musumeci ha convocato per oggi una seduta della Giunta. Il presidente Gianfranco Miccichè, di fronte all'aula deserta convocata per le 11, è stato costretto a rinviare la seduta. È saltata la norma Portogallo, una delle norme manifesto di questa finanziaria per il governo Musumeci. Bocciato con voto segreto l'articolo che riguardava sgravi fiscali a chi trasferiva la residenza in Sicilia. Governo KO anche sull'articolo 7, una norma tecnica che consentiva di liberare risorse spalmando il fondo per coprire residui attivi cancellati in 30 anni. Intanto sotto Palazzo dei Normanni è andata in scena la protesta degli agricoltori che hanno gettato a terra sacchi di grano come finta semina davanti alla politica inerme. Finora le norme approvate dal Sala d'Ercole riguardano un fondo da 85 milioni di euro per l'IRFS, il via libera all'estensione del bollo auto dal 2019 per chi acquista auto elettriche, la stabilizzazione di un gruppo di precari assunti nei musei in cui già prestano servizio, più tempo per rendicontare le spese per chi ha ricevuto fondi per eventi culturali dell'ex tabella H, una norma che consente l'utilizzo di beni pubblici di valore anche come strutture ricettive attraverso accordi con i privati. L'uso dei forestali nelle centrali operative dei servizi antincendio, contributi per 2 anni alle famiglie che adottano bambini, agevolazioni fiscali per le strutture dedicate alla nautica da diporto ed ancora stop all'aumento delle addizionali IRPEF che aumentava le tasse ai più ricchi. Stabilizzazione dei medici penitenziari e degli infermieri, via libera all'Orchestra del Mediterraneo, una struttura che dipende dalla Fondazione Federico II e che prevede la possibilità di arruolare musicisti mediterranei.